amici bellini, ho guardato un po' il Torino, perché ci sono cose da dire in generale. Stanno uscendo nuove notizie, a parte notizie di mercato che però vanno analizzate bene. Però mi interessava, visto che è iniziata la giornata di nazionale e così, però si è giocato, quindi cominciamo. Tra l'altro, Torino-Udinese è stata la prima partita che è finita. Andiamo pure a vedere che cosa è successo sugli altri campi, perché stavano succedendo cose pazzesche. Giuseppe D'Urso, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il mio cuore a voi, però no, senza il gesto il mio così ve lo do, perché siete troppo belli quando guardate, quando ascoltate, commentate e lasciate i like veramente speciali. Devo ringraziarvi fino alla fine dei miei giorni. Allora, 2-0. Premessa immediata, bene, nel senso io preferisco specialmente una squadra come il Torino che ha poco da chiedere al campionato, una bella vittoria che li fa stare anche abbastanza tranquilli. Questa vittoria va letto tra le righe però, perché non è tutt'oro quello che luce, diceva Angela Luce, no, diceva Totò. Angela Luce nel film, in quale film? Me lo dite voi. Quello che è interessante del Torino, che SofaScore porta con un 4-4-2, ma vorrei andare nel profondo, perché se andiamo a vedere su altre app, per esempio questa qua che è Forza Football, ce la porta, è sempre simile, però 4-2-3-1. Io azzarderei un fantasioso modulo, una nomenclatura più fantasiosa, che quando il Torino è in possesso di palla è una sorta di 4-1-4-1, nel senso che c'è Ricci che fa e finalmente, che poi si alternano spesso con Linetti, però Ricci che fa quello che è il regista, che può stare un po' più dietro, non disdegna di andare anche in avanti, però poi ci sono questi quasi 4 trequartisti. Quindi questa è una delle insidie che deve guardare il Napoli, su cui il Napoli deve stare attento, perché ci possono essere molti giocatori tra le linee che devi andare ad acchiappare. Ovviamente Elmas, stare attenti. Casadei è uno di quelli che ha fisicità e c'ha la capacità, e l'abbiamo analizzato bene perché mi sarebbe piaciuto tantissimo avere Casadei, e finisce insieme ad Elmas a supportare c'è Adams che segna un gol non belli, cadono tutti e lui poi la mette praticamente a porta vuota. Gineitis non ce ne dobbiamo preoccupare perché vedete l'ammonizione ed era diffidato, quindi dobbiamo capire la cosa più importante. Sarà Vlasic, perché Vlasic ha avuto un problemino muscolare, pare in rifinitura, quindi vediamo se potrà recuperare, perché lì poi loro danno il massimo della loro pericolosità. È importante perché il lavoro di Vanoli alias Renato Zero, se poi lo guardate in un certo modo, era stato molto ben visto e molto ben commentato a inizio stagione. Finché aveva Zapata il Torino stava facendo grandi cose, poi ha dovuto adattarsi alla mancanza, che è una punta troppo importante, Zapata, che spostava gli equilibri, e in qualche modo con il mercato di gennaio ha sistemato un pochino la fase offensiva della squadra, che era il momento un pochino più debole dell'ultimo tempo del Torino. Altra cosa che potrebbe succedere, il ritorno di Coco che era squalificato, quindi vedete qua è stato utilizzato Masina, la difesa a 4 dovrebbe essere confermata, e visto che ci troviamo qua, sono finite le altre partite, il Parma la fa. I giocatori dell'Inter, un atteggiamento di esaltazione nella fatica, cioè era, hai visto come siamo in difficoltà? Che bello, cioè andiamo, continuiamo, andiamo. Ieri quando il Bayern attaccava e l'Inter difendeva in 5, ma li vedevi che quasi godevano, no, nel difendere. Questa cosa secondo me Parma la fa a Pellegrino, io ho lanciato la bomba, ma è Enzo, che poi quelli che il gruppo già sanno così, il Napoli su Pellegrino, Conte innamoratissimo di Pellegrino, altro che Bonni, altro che Lucca, è proprio Pellegrino, il profilo contiano, individuale, manna già al lavoro, grandi rapporti con il Parma, è fatta. Discorsi di mercato li facciamo a fine video. Insomma, veramente sono riuscito a distruggere Vlahovic con il mio fantacalcio, non c'è niente da fare, la cura Tudor eccetera eccetera, niente da fare. Qui è successo insomma un cartellino rosso troppo presto per, penso pure fosse debuttante Otoa, e quindi la Lazio ha avuto un pochino
di facilità, ma io ho guardato solo il Torino, quindi non vi posso parlare delle altre partite. Guardiamo giusto i risultati. Dia che mi entra al posto di Kean, che invece è volato a Parigi, e dobbiamo capire il perché. Forse aveva degli impegni, perché si è parlato di problemi fisici, e invece no, la Fiorentina ha smentito. Kean, che troviamo qui non in partita, se n'è andato a Parigi, non era presente alla partita. Poi bisognerebbe capire il perché, i motivi familiari. Forse aveva già previsto delle cose, la partita doveva essere giocata e quindi lui aveva tutto il modo di farlo. Insomma, la Fiorentina va sotto ma recupera, e quindi battono il Cagliari. Non ideale questa per noi, perché il Cagliari si potrebbe trovare infognato in situazioni pericolose. L'Udinese, da quando si è salvata, praticamente ha smesso di giocare a calcio, perché se andiamo a vedere poi, guardate qua, e non la smettono più di perdere. Penso sia la squadra peggiore come stato di forma in questo momento in Serie A. Però c'è anche da dire che erano passati in vantaggio, c'è stato un... Cioè, il Torino non è proprio impermeabile in difesa, c'è stato un inserimento centrale, poi è stato chiamato fuori gioco, ma insomma l'Udinese qualcosina l'aveva fatto, ovviamente un po' spuntata per l'occasione. Nel secondo tempo molto meglio, perché se andiamo a vedere le statistiche, vedete, loro finiscono, l'Udinese finisce con più percentuale di possesso palla rispetto al Torino. Gli XG sono quelli del secondo tempo, dove l'Udinese ha pressato un po' in più e ha avuto delle occasioni, un paio di parate secondo me importanti di Milinkovic-Savic, che resta un portiere da tenere d'occhio soprattutto per la sua capacità di calcio. Ti può fare una pallata, scavalcare tutto, precisa e potente, ma tant'è. C'è stato un po' più di Torino nel primo tempo, più Udinese nel secondo, ma ha tenuto bene. Poi il Torino chiude facendo un altro gol, ma tant'è. Per sfizio la classifica, perché noi la nostra la sappiamo, ma anche per la corsa alla Champions immagino che il Bologna abbia tifato per il Parma con tutte le loro forze, che bloccano la Juventus. Immaginate, questa era proprio la giornata, Bologna che deve affrontare l'Inter e la Juve che affronta il Parma. È chiaro che si aspettavano il contrario di quello che è successo. La Lazio si rifà sotto, vedete, si rifà sotto alla Juve, rosicchia 3 punti e si rimette in testa alla Roma. La Fiorentina non molla, molto molto male tutto ciò per il Milan. Insomma, il Milan è veramente fuori da tutte le cose. Io non credo che il Torino sia in grado di agguantare il Milan né altro. Il Torino, vedete, era proprio appaiato con l'Udinese, potevano lottare per questa idea, possono continuare a lottare per questa voglia da 10° posto, insomma di stare da quella parte della classifica, ma è difficile che possano raggiungere il 9°. Non ci sono veramente motivazioni per... Questo che significa? Non hai le motivazioni, quindi lasci i 3 punti per strada? No, può significare anche che tu giochi senza alcuna pressione, puoi giocare tranquillamente sulle punte, fai le tue belle giocate senza aver paura di sbagliare, te la giochi e vedi quello che succede. E in fondo, come vedete, diventa un po' più seria la situazione del Cagliari, bloccato adesso a 30 punti, il Parma fa un bel salto. Però stiamo lì, noi dobbiamo affrontarle tutte e 3, queste qua, Parma, Cagliari, Lecce, e insomma possono raccontarci di calendario facile, io ci credo poco. Tra un po', in questo momento, io sto facendo questo video, avrei dovuto probabilmente aspettare l'Inter, se succede qualcosa di fantasmagorico magari ne parliamo insieme, ma mi interessava il Torino, una mini analisi, non approfondita ovviamente, ma già acclimatarci con le possibili insidie che ci può dare il Torino. Anche perché ci fanno sapere che Conte non farà conferenza stampa, la dichiarazione ufficiale dice, per rispetto al giorno di lutto di cittadinanza nazionale che si deve tenere sabato. Vabbè, ma non mi fate ridere però, perché altre volte il Napoli ha fatto la conferenza 2 giorni prima, quindi questa cosa cade. Dici, ma tu stai ancora, perché quelli hanno proclamato 5 giorni, quindi anche venerdì così, ma pure domenica, perché deve finire domenica, e allora che fai? Oggi che si è giocato, quindi sono ipocrisie varie. Più che altro leggevo vari commenti, qualcuno dice Lombardo, nel senso rappresentando il Napoli, non vuole far parlare Conte per evitare altre polemiche, altre frecciatine. Altri invece hanno pensato è Conte che non vuole più parlare
perché si deve concentrare sulla cosa o perché è stufo delle solite domande. Io non lo so, può essere anche una decisione presa in condivisione totale, dice sparagniamo proprio questa conferenza, tanto voi non mi chiederete niente, io c'ho poco da quello che ho detto, quello che dovevo dire l'ho già detto e quindi se la risparmiano. Ecco perché andiamo noi nel farci le domande possibili e capire come andiamo a sostituire Neres, e ci arriveremo sicuramente. Nel frattempo già sappiamo più o meno il Torino che tipo di insidie ci può dare: centrocampo che si inserisce, pochi punti di riferimento, una difesa non impenetrabile onestamente, e bisognerà stare sulle punte, tutto dipende da noi, veramente tutto dipende da noi più che dall'avversario, perché sicuramente il Torino è più forte di un Monza, quindi se ti ripartono o se stabiliscono un'azione d'attacco devi stare più attento, devi avere l'occhio sulle preventive sicuramente, però tutto dipende da te, se sei fresco, se fai girare la palla velocemente, se crei quelle rumbe e quei sovraccarichi su una fascia di volta in volta, puoi mettere in difficoltà il Torino tranquillamente. Scusate, stavo controllando, dice no, non ho letto cosa ha detto Schira su Palladino. Vabbè, si impazza su Sudakov ovviamente, sono 3-4 video che vi dico Sudakov, giusto per farlo entrare nell'algoritmo, ma tant'è. Miretti potrebbe saltare, no, questo sicuramente, infortunio alla spalla, salta Napoli-Genoa, e vi abbiamo detto che Gineitis salterà la partita col Napoli. Ma io direi che possiamo salutarci, vado a vedermi un po' l'Inter onestamente, poi vi guardate questo video, ve lo siete visti dopo dell'Inter, dopo faccio uscire un altro video, non lo so, dovete essere iscritti al canale, cliccare sulla campanella o essere iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, così non vi perdete nessun video, e io vi ringrazio sempre per la vostra carissima disposizione. Dai, le polemiche restano, perché abbiamo sentito che questa mi è uscita nel finale, perché no, l'Inter effettivamente voleva spostarla a maggio, poi dopo addirittura le pressioni della Roma e io non lo so chi ha messo pressione, io non lo so chi ha poi stabilito che, perché no, l'Inter hanno deciso loro di giocare di domenica. So solo che Sport Mediaset dice è la prima volta nella storia che una squadra deve affrontare 3 giorni prima, perché si gioca domenica e poi mercoledì giocano una semifinale. Falsissimo, ci stanno raccontando una cosa falsa, perché ci sono esempi, ci sono tutti gli utenti che lo dicono, ma ve lo faccio vedere sta qua, falso da morire. La prima italiana a giocare di domenica verso una semifinale, la Juve giocò a Genoa il sabato eccetera eccetera, poi ci sono tutti gli esempi e articolo non firmato così ci sono tutti gli esempi dei milanisti che portavano tutte le differenze dei 3 giorni eccetera eccetera. Non avete idea di quante gliene hanno dette, giustamente. Io gli ho ripetuto che bisogna ritrattare quando si dice una cosa falsa. Questi sono alcuni degli esempi, ma non c'è bisogno nemmeno di dirlo, ci vogliono raccontare cose che non esistono proprio. Da New York, Valerio Bludo è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate like, dai. lasciare di una vita.